commentiamo il risultato sportivo, che è un 3-3 che ovviamente ci complica la strada alla vittoria della regular season. Inutile parlare del campo visto quello che è successo, e non perché gli arbitri abbiano favorito il Cotton o favorito Golbet. Ci sono stati episodi da una parte e dall'altra. A noi manca un gol segnato per un fallo che non abbiamo capito. Golbet segna su un fallo fischiato con una palla che prima era uscita sul fallo laterale e poi il fallo era 5-6 metri dietro e spostato. Gran gol del giocatore loro. Ma a parte questo, è proprio il fatto che è una partita sentita da anni, è una partita che può decidere un campionato, che contribuisce a decidere un campionato, e la Lega non può mandare due arbitri del genere che non hanno minimamente idea di dove siano, di che cosa stiano arbitrando, di che pregressi ci sono tra le squadre. È una mancanza di attenzioni che la Lega fa nei confronti non del Cotton o di Golbet, proprio di questa partita e di un campionato in generale. Ripeto, non voglio piangere dell'arbitraggio, sto semplicemente dicendo quello che, se chiedete a Stefano Carboni, con cui abbiamo parlato tutta la partita, o con Andrea Cencetti, mi diranno le stesse cose. Le diranno in generale, non le diranno riguardo Cotton o Golbet, rispetto al fatto che la Lega, che conosce queste squadre, sa quanto ci tengano, quanto siano forti i giocatori, gli impegni che fanno Maurizio Giuseppucci e Andrea Cencetti a mettere in campo giocatori di questo livello. Voi vi divertite a commentare, l'ho fatto io a mio tempo. Non si può lasciare due squadre del genere in mano a due arbitri come quelli che si sono visti stasera. Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo giocato stasera, concretizzare di più, perché stasera abbiamo avuto soprattutto all'inizio una marea di palle gol, non abbiamo mai preso la porta. Gli studi che hai fatto tu, ti dico che la nostra partita con la Lazio, se chiedi anche a loro, una partita abbiamo giocato in 7 contro 8 con Maurizio Giuseppucci in campo, che con tutto bene vogliamo a Maurizio, non è un giocatore per questa categoria. Abbiamo persa di un gol regalandogliene due, una partita che meritavamo ampiamente di vincere per lo sforzo che abbiamo fatto in campo. Poi ha vinto la Lazio, merito a loro, non è che abbiano rubato nulla, però 7 contro 8 con il presidente in campo, vinta 3-2 con due regali nostri. È una partita che ci è rimasta sul groppone, perché appunto pensiamo che in 8 avremmo potuto magari farla nostra, vista la serata, visto come si erano approcciati loro e come eravamo noi. Adesso non sarà quella Lazio, perché sono cresciuti molto, sono molto bravi, giochiamo a casa loro, sarà difficile. Veniamo da un risultato che ci lascia abbastanza interdetti, sia nella natura numerica sia per come è maturato. Speriamo di incanalare questa rabbia che abbiamo questa sera nella prossima partita.